Per la seconda volta, non avevamo dubbi, l'amministrazione del sindaco Giordani ci ha pensato. Ha pensato a noi, ha pensato al nostro lavoro, una cosa che non tutti hanno fatto, che è mancata da molte direzioni generali e che ha portato purtroppo oggi al primo morto medico di famiglia in Veneto. Per cui è un atto di cui siamo molto riconoscenti e soprattutto dimostra l'attenzione dell'amministrazione ai medici che lavorano sul territorio. 1500 mascherine FPP2 donate dal comune di Padova ai medici di famiglia, anche loro in prima linea nell'emergenza coronavirus. I medici da tempo chiedono dispositivi di sicurezza e si erano anche attivati per comprarsi mascherine tutte monouso. Ora l'aiuto del comune di Padova rappresenta una boccata d'ossigeno viste le difficoltà nel reperire le mascherine. Avevamo a disposizione mascherine FP2 molto importanti per loro perché sono in prima linea, visitano i potenziali ammalati, possono sia loro stessi che terzi infettarsi, per cui ben volentieri cerchiamo di aiutarli. Seguendo l'indicazione che ha dato il professor Crisanti, per cui aiutare le case di riposo, aiutare i medici di base è per noi decisamente importante. Sto anche chiamando personalmente le case di riposo per sapere cosa possiamo fare, come possiamo contribuire e cerchiamo di dare il massimo in accordo con l'unità sanitaria locale della zona. Nel frattempo il sindaco Giordani commenta anche la notizia che il 22 aprile ci sarà la firma dell'accordo di programma sul nuovo ospedale di Padova. 2 unità pari dignità da 900 posti all'uno. Sono veramente soddisfatto, siamo stati molto veloci, siamo stati velocissimi direi e devo ringraziare la collaborazione che c'è stata da Comune, azienda ospedaliera, regione, università, per cui grazie a tutti sono veramente soddisfatto.